Buongiorno popolo di YouTube e bentornati in questo nuovo video vlog del campionato Playcard Veneto. A 2 settimane di distanza dalla terza tappa di Chioggia stiamo puntando le nostre vetture verso Lignano Sabbiadoro, che ha preso posto di Adria, dove sfortunatamente per motivi organizzativi è saltata la gara. Peccato, perché sarebbe stata una pura libidine fermarsi là a fare la gara, dopodiché vedersi anche i campionati a CIXAI, compreso il TCR Veneto, TCR Italia, scusate, dove corre il buon Nicola Baldana, che ci ha ospitato 2 settimane fa. Bando alle ciance, premetto subito una cosa: ci sarà una piccola sorpresa prima di andare in qualifica. C'è una specie di studio pre-gara con 2 ospiti in macchina con me, con cui diciamo argomenteremo e ascolteremo le sensazioni. E ci sarà uno studio pre e post gara, anche ho intenzione di fare così, per cui bando alle ciance e andiamo subito in macchina per vedere chi sono questi ospiti. Qui siamo in strada verso Lignano, purtroppo siamo solo i 2, quelli dei Flying Finis, venuti nella Flying Finis Car. Ecco qua il mio socio Daniele, che ciao a tutti, condividerà con me questa terza tappa di campionato. Pista, posso dire tranquillamente che siamo nella M tutti e 2, perché non conosciamo la pista. Impariamo alla svelta. Vediamo alla svelta, dai, vediamo di fare. Speriamo bene, la giornata promette bene a livello meteo, dai, quindi può essere che ti aspetti una gara bella asciutta, benché abbia piovuto, però ho visto una foto su Facebook, sulla pagina del tracciato, che comunque si stava asciugando. Speriamo bene, dai, portare a casa qualche altri punti per la classifica a team, che sinceramente non ho ancora visto la tornata della classifica a team. No, non ancora. Dani deve aggiornare. No, beh, è tornato quella di. Perché poi sinceramente mi ha messo come nono, non come. Cioè, ho finito quinto in gara 2, ma mi ha messo come nono, non so sinceramente il motivo. Comunque, bando alle ciance, ci vediamo con entrambi in pista per le qualifiche. Auf Wiedersehen! Ciao! Mando in pesa, cambio di format per questa prova, qualifica, gara tutti insieme, per cui 19 falchi in pista, speriamo bene.
l'ho combinata grossa, prima vittoria in manche, mamma mia, che sensazione, a dopo. Bene, eccoci qui nello studio post gara di Lignano. Beh, risultati non possiamo definirli, vediamo un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Mezzo pieno. Diciamo che sinceramente non mi aspettavo di andare così forte, perché la scuola se magari non ci sono stati i classici intramezzi, però abbiamo fatto tutto di corsa. Molto sinteticamente, qualifiche, disastro. Sono partito, ho fatto il 10° tempo e sono riuscito a recuperare un paio di posizioni, ma nulla di più. Gara 1 combattuta, devo ammetterlo, poi Lemo ha finito a vincere, ha preso e è andato a vincere e ho relegato in 8ª posizione. Cioè, cosa che avevi fatto Daniele Qualifica 13ª. in gara 1? Gara 1 10º. Beh, tutto sommato eravamo lì come posizioni, ecco, ho fatto un 8º, 7º posto in gara. Qualche errore d'Apollo? Diciamo che i kart sono molto validi, molto buoni, soltanto che sono ancora in fase di rodaggio e la differenza si vede, cioè si vedeva molto a vista d'occhio la differenza di velocità di punta, anche perché comunque sono stati da poco inaugurati giusto venerdì, questa è stata la loro prima gara effettivamente. Cambio di format, come ho detto prima, qualifiche tutti insieme appassionatamente, gara 1 tutti insieme appassionatamente, gara 2 tutti insieme appassionatamente. Il bello viene in gara 2, che mi vede partire in 4ª posizione. La buona sorte, che delle volte serve, mi dà in dote un kart che praticamente rettilineo era un missile, un cazza veramente, numero 15. E vedevo che la cosa si faceva interessante, per cui in rettilineo ne avevo molto di più, sono riuscito a superare agevolmente in staccata i rivali che erano davanti a me e mi ritrovo a confronto con Mauro. E lì è nato una bella battaglia corretta, con qualche stoccatina, ma ci poteva stare. A detta di tanti c'è stato anche di peggio, sì, che praticamente ne avevo talmente tanto che la penultima curva gli ero a culo, anzi prendevo la scia alla penultima curva, all'ultima curva gli ero sotto e potevo tranquillamente superarlo anche in rettilineo, perché ne avevo veramente più, avevo una scia più il motore che spingeva veramente tanto. Nel misto perdevo qualcosina perché era leggermente vuoto sotto. Prendo la testa della gara, incredibilmente non vedo nessuno davanti a me e cerco di spingere più che posso e stanno attendo anche il recupero di Lemuel, perché essendo partito indietro comunque aveva un ottimo kart con un ottimo passo, mi stava recuperando. Fortunatamente stavano sventando la bandiera a scacchi e sono riuscito a portare a casa la mia prima vittoria di manche, cioè prima vittoria di manche per il prime finish. Diciamo sinceramente dal pilota meno il più insospettabile dei due. Riassumendo tutto quanto, sinceramente io mi sono fatto qualche rondicino e ho detto porca miseria, sono ai piedi del podio, comunque sono lì. La matematica purtroppo non è un'opinione, mi ha visto arrivare terzo a pari merito, ma per via del miglior risultato globale in gara sono portato a casa la coppa. E anche oggi, secondo podio in 3 gare, posso ritenermi soddisfatto, non me l'aspettavo. Diciamo, Daniele, gara un po' così. In gara 1 avevo un buon kart velocissimo, la quinta posizione lo portava a casa praticamente avevamo lo stesso kart, lui in gara 1 e io in gara 2. Solo che ho fatto un errore d'Apollo, ho fatto una staccata un po' troppo influenta e... Diciamo che quello è un po' tipico di quei degli SR4, cioè non riesci a capire quando vanno al bloccaggio un attimino, bisogna un attimino farci il piede, però comunque sono degli ottimi kart, niente da dire. E niente, dopo in mezzo alla bagarre è impossibile con 20 kart. Diciamo che forse sì, questo nuovo format un attimino rivisitato per l'occasione ha fatto venire fuori delle gare sì combattute, spettacolari, però forse era un po' troppo in pista, però
lo stesso delle Vabbè, belle gare. non c'è niente da divertente dire. comunque la gara, tutte e due le gare, divertentissime. Beh, conclusione è andata abbastanza bene, adesso bisognerà fare i conteggi per quanto riguarda la classifica team, che penso che ci vedrà in top 3, penso, almeno spero, e così almeno questo sodalizio possa arrivare su buone posizioni. E niente, il prossimo appuntamento è quello di Raceland, il 10/11 di giugno, che rivelazione proprio di oggi, si correrà con i kart prototipo, cioè degli ibridi motore 4 tempi Telaio 125, e lì forse un pochino più di conoscenza del mezzo mi può aiutare. Adesso però comunque hanno fatto delle modifiche e migliorie, ci sarà da divertirsi, per cui vi invito a lasciare un bel like, a iscrivervi al nostro canale, ovvero il canale sottoscritto, anche quello del buon socio Daniele, e di commentare se avete domande sul campionato e qualsiasi altra informazione. Per cui un saluto da buon Maggi, dal socio Daniele, ci vediamo alla prossima. Auf Wiedersehen!